Con la ricotta fresca, tanto basilico e un buon sugo semplice, preparo una ricetta che tanti di voi hanno già provato con successo e che continuate ad amare tantissimo. Polpette di ricotta, gustose, morbidissime e pronte in pochi minuti. Inizio a preparare un sugo semplicissimo. Impadello un filo d'olio di oliva, uno spicchio di aglio e della passata di pomodoro, che insaporisco con del sale e tanto basilico fresco. Fiamma dolce e coperchio socchiuso. Mi occupo delle polpette. Questa è una ricotta vaccina, se preferite va benissimo anche quella di pecora. L'importante è farla scolare con un po' di anticipo per liberarla di tutto il siero. La lavoro un po' con la forchetta e poi aggiungo le uova, l'aglio tritato, sale e pepe nero macinato. E adesso formaggio grattugiato. Utilizzate quello che preferite. In questo caso io adoro il pecorino siciliano, pepato e saporitissimo, tanto basilico fresco. Ultimo ingrediente da aggiungere poco per volta, la mollica fresca di pane. Ci aiuterà ad asciugare il composto che dovrà risultare morbido ma non troppo appiccicoso. E adesso ci siamo. Per formare facilmente le polpette vi consiglio di ungere un po' le dita con dell'olio di oliva. Man mano le metto già nel sugo. E adesso possono cuocere 10 minuti senza essere mai toccate, sempre a fiamma dolce con il coperchio socchiuso. Trascorso questo tempo le giro con delicatezza, così da farle compattare bene e insaporire con il sugo. Ancora 10 minuti di cottura e saranno pronte per essere portate a tavola. Il profumo è appetitoso ma delicato. Queste polpette vi faranno impazzire. All'interno sono morbidissime e grazie alla ricotta e al sugo il sapore è davvero dolce e buono. Saranno meglio di quelle con la carne? Secondo me se la giocano proprio bene. Se le provate lasciate un commento e io vi aspetto presto con un nuovo video. Un abbraccio da Valentina.